60 anni fa era come che vedi adesso, le baracche non erano fatte così, un po' la meglio. Ogni proprietario aveva il peso, aveva il campo, l'era le patate, l'era il grano e sopra nel ripido i falciava al fieno, ma dappertutto nella piana, anche qua, era tutti i campi, patate fino agli anni 60, dopo gli attaccavamo là e che vedeva che restava in palote, perché e lì sotto sul confine si chiamava il Barciador, allora questo pezzo di terreno che passava col bue, un bue per arare i campi, un bue 1,40 m, guai si andava fuori. No, allora, dopo te ne racconto un'altra che ho la manaia. Allora andava fuori e arava, e era buono, non era grande come te vede adesso, era rubita così perché dava come fieno, e anche le mucche erano più piccole, tutta roba anche la gente era più piccola, quella della montagna. No, la verità, era più piccola della pianura, era quei tocchi, visto quando sono da militare anche, che era i padovani, i portiglieri grandi con tanti di manone, era anche il mangiare che era magro, le capre più piccole. Guarda, ho campanelli, dopo te le mostro, di suo padre là, e aveva al collar piccolo così, che metteva le capre. Adesso alla cambiare la razza, al benessere, le sta. Non so se fa bene o male. Adesso quella roba non posso dire. Ma insomma, era tutto misurato, il mangiare per le bestie. E le capre poi dava un po' così, che le ciappava a volo, quando era legate, Dio. Non è che buttava tanto per ingrassare, si ingrassava, misurava, quella era la parola giusta. Tutto misurato, uomini, bestie, e era tutto che fioriva. Adesso è proprio l'abbandono. Ho ancora le capre che ho quasi 80 anni e le porto, quando le porto su sulla cima lassù, vede quella cima lì? E parto a piedi, vado su, le porto su, ogni 4-5 giorni vado su a fare il giro, a vedere dove sono, trovarli. Allora la malga frati, del 56 è stata dismessa, quella malga lì. Però con le capre sempre continuare a mandarle su. Ho tornato a fare una baracca perché se ti sciappa col temporale, insomma, ho fatto un po' una tettoia, no? Così, insomma, piccolina, ma insomma, e anche recintare il recinto, che quando le arrivava era sempre da guardarsi, erano magari che le aveva o nelle gambe o nelle mamelle, qualche taglio, qualcosa, faceva controllare e dopo le tornavamo a lasciare liberi. Però partivo dalla cima là, sono partito ancora dalla cima, andavo fino a Forcella Bassa, sempre sulla criniera, per sentire i campanelli se erano da una parte o all'altra. E ho imparato tanti sentieri, cengi, che non era mai passato nessuno. Chiedevo ai cacciatori, questa è la verità. Siete stati là e non si passa. Allora dietro le capre, perché dove passano le capre l'umano normale, senza le corde, non passa. E ho fatto quei rischi di andare a ammassarmi, le botte che ho preso. Sono andato a tombare 4-5 volte. Ho rotto le costole, sì, ho rotto le costole. Adesso col braccio mi è successo uguale, sono andato su, c'era la slavina, la neve il mese di maggio, era frolla, monto sopra la slavina, parto, ma non era pericolo, la slavina l'era fermata, arriva, la si ferma, inciappo in un larice che l'aveva tagliata, con la mano cracca io il braccio, ma fuori si chiama qui Teresa, la ciotola qui, e allora non volevo andare, mi faceva male, finché sono andato comunque al maggiusta, però sono andato troppo tardi, che ora mi fa male al braccio, non riesco a alzarlo, guarda le botte che si ciappa. E il guadagno qual è? A lei la passione, quella te porta. Se non hai passione, ne ho visti tanti, 2-3 anni, e succede con quei giovani anche queste cose qua. E allora si faceva anche come manufatti di legno, cucchiai, robe, e si portava quella roba lì, e si barattava e ti tirava do, come si dice, sulla spesa, ma qualche volta metteva anche qualche cosa di più, perché gli segnava e pensava di avere 1000 lire di debito e ne era 1100, ma allora sta segnando. Non sappiamo se era i fioi, perché mandavi i ragazzi, magari si prendevano la cioccolata e l'altra la segnava, e dopo quando arrivava al conto andare a pagare, ma com'è che si monta fuori? E lei era così, insomma, io ero gemello, allora uno è morto, insomma, e io il più piccolo che pesavo 2 kg, che l'altro pesava 3,
insomma, come si può dire, non la prendevo latte di mia mamma è stata tribulata a averne tutti e due, sì, e aveva calato latte, con latte di capra rossa, dopo 2 mesi era venuto così col muro, sì, latte di capra rossa lo ordinava il medico quando era qua, del 47, era subito era la miseria, e poi tanti che sempre dare latte di capra rossa, se non era quello della mamma o non l'aveva o non era digeribile, allora latte di capra rossa, guarda la capra alle dadine salvava più di qualcuno, se no te moriva, ma non era tante robe, non era le baite o parlare di stale, e aveva solo la casera fatta dei parei di legno, no? E intorno era un po' di tettoia con le scandole, quelle dei padroni le metteva sotto la tettoia, quelle degli altri era fuori sotto la tempesta, quella era la regola. E allora io avevo 300 passacapre, mi partiva de frate, faceva tutte quelle bottiglie via fin qua via, dalla frana a pascolare, dopo 2 da loro, io era ancora molto, era in 9-10 in malga, e io avevo la caldaia, mi contava mio nonno, di 1,80 la caldaia, 3 volte al giorno il formaggio, ma erano le capre che portava sotto latte, senza fatiche, le pascolava tutte quelle roce nude, la vede? Le bestie che aveva, che era poco, le teneva nel prato pascolo, guai se andava le capre là a mangiare. E allora partiva e faceva la sera, tornava e li mungeva nel prato, alla busa, fuori dalla busa perché non le lascia gli escrementi ancora. Le prime volte, dopo le mucche le aveva mangiate, allora li lasciava. Comunque 3 volte al giorno il formaggio li faceva. Mundeva 23 mastelle, dopo ti mostro la mastella che ce l'ho lassù, le mastelle di legno, 11 litri le teneva. Allora, e le faceva a Erto, a San Martino, io era specializzato dalle mastelle. Resta la gara d'appalto, riesce a pa e andai sul prodotto, riesce a pa il prodotto. Allora questo pastore dice Gigi, domandare un che ha le capre, e allora alle venuto e mi ha domandato, visto insegniamo i pascoli nei cadini, allora sono da su e consegno questi pascoli, ho fatto il giro, dopo, e bon, l'anno dopo, sono passati in maggio, all'aveva cambiato, era del 56 che non dava più le bestie, del 56 gli affenini e più andai nella zona, nella Malga Frate, allora era pieno di garofani gialli. Ma nessuno si è accorto, quella è la forestale, avevo veduto che le mie su piene di garofani, le passava le fede, le aveva pestato quell'erba vecchia, e le mie sui garofani, non so, io su tutte le malghe, e io durava 1 anno o 2 e dopo io tornai a sparire. Passo 30-40 volte l'anno, anni di più. Guarda che parla male delle pecore qua là. E dopo un'altra cosa, che era anche cacciatore, l'anno scorso mancava le capre, ho girato una settimana, tutte quelle montagne là, per dietro. Ero passato 20 anni prima, ma adesso quest'età avevo paura, ma robe, da chi fuggi, per Drio, così alle busi, e sono andato verso la parte dell'Ade del colon, ma sempre per dietro, che le pareti, che se te le fotografa, andare sotto e vede le pareti, a lei la colonna così, tutte le pareti di roccia, dei 3-4 campanili, se va così per tornare indietro. Insomma, le ho trovate. Dopo 7 giorni avevo calato 3 kg, prendevo su l'acqua e quando vado non mangio mai, alle quali testimoni. Tornavo a portare l'acqua dietro e anzi toglievo su un librios, perché qualche volta che mangiavo roba buona tornavo a portare a casa. E tornavo a girare tutte le montagne ma è sempre. Allora amici, vesto, si papà sempre una scusa. Quando quella era l'ora gli dobbiamo telefonare, non può che ti dietro la roba, devo andare giù, mamma mia, guarda come mamma so che è così. E allora un'altra cosa che giravo, quei giorni giravo, posti che non va mai nessuno va in quelle zone là, in quelle cedroni, 9 cedroni al giorno, alle tornare dopo le pecore, i cedroni, i forcelli, la lepre bianca, alle tornate quelle bestie là. Allora la scusa, parlando anche con la forestale, perché allora sarà 2 o 3 mesi fa, allora mio lupi qua, per quello ho messo il recinto, allora mio lupi qua, anche i lupi adesso. Allora parlando con la forestale, dite, alle tornare i cedroni, alle tornare con le fede, perché il cedrone il mangia sugli abeti, ma mangia anche l'erba, specialmente con l'erba piccola, alla office, abbiamo questa erba qua che viene a vedere le strade. Alle tornare i cedroni, e non resta la viaria, ci siamo, quella che le la butta giù tutte le piante, e ecco, il vaia, che le viene su un po' fragole, è sempre strada i mertili, a voler andare su a vedere i mughi, mi quando che vado in mezzo ai mughi, hai bei mertili, fragole, tutto, e fragole stesse, alle sta
le bestie che la tornano a nettare anche i catorni, per Dio là, i catorni tra le palle del Varma. Allora, le cotornici. E allora, guarda le bestie che le vengono. Dopo che, perché se ti abbandona? Il pesce all'amore manca il pascolo, manca la... Ma non ammette che è così. Non so se lassù con le pecore, perché ne ha dato più anche la malga questo pastore. Non so che roba che è. Quando vado in qualche posto, che non è mai sta gente, o si va con la corda e chiodi, ma so che l'hanno in mette, non è mai sta con la corda e chiodi. Allora, all'era una cengia là nel resetun per dietro, ma alle la parete così. Vado su, arrivo in cima dove vado qui, era tutte poate così dalla roccia, è così un passaggio, fermi, ma guarda l'intelligenza che le ha. Allora questi landri sono da sotto col usagno, ma non usagno così, uno di quei militari, non come quella che ho là. Sono da sotto un po', e dite, adesso, ma allora le chiamo, che pensavo che le vengono qua, no. Non l'ho neanche chiamata a dire che le vengono, le messe in tu, le tocca a guardare, e allora mi sono tornato, adesso le vignole mi butta giù, sono tornato io al usagno, si inciappava, perché era un ginocchio così. Era un ginocchio che si inciappava, guarda l'intelligenza. Quando ho visto che le si girava, ho sforzato fuori, che le via incontro, adesso non le buttava su. Sì, ma la parete alle lunghe 80-90 metri, prima che le merivi, ho sforzato da fuori, e le girate, guarda l'intelligenza che le è andata via in fondo, le sa girare. Fuori e le tornate in qua in fila indiana, dopo Rio, per i salti che facevo, ma avevo anche la paura. E allora cosa sa? Sono tornato e ho fatto la stella alpina. E allora anche quel dell'albergo là, del Pradut, te va su e te va a vedere la stella alpina, infatti fatta una data, dite, perché se non ti crede, e tutti i compagni, dite, ma no perché mi crede che non mi interessa, guarda, a me non mi interessa proprio, le lodi non mi interessa, sono come quelle usignole, adesso come quella là. Allora una via brula che non passava mai nessuno, e passa un vecchio col bastone. E allora questo usignolo che cantava, oh come canti bene usignolo per questa via, che non passa nessuno per lodarti, è l'usignolo. Canto subito e sono contento di me stesso, le lode di altri non valgono niente il mio merito. Allora sono come quell'usignolo, non mi interessa le lodi, ma però se te parla che dopo te le dà e gli è bravi, va a vedere che le resta col pennarello che lo sempre un esagno. Ecco, boh. Stacca che lui, che è pisecca. Che pianta, Ecco. Avete detto alle spiagge. Ferma qua che dopo la chiudere. Ecco. Perché non si perda per strada. Allora che facile. Oppa, adesso. No. Quindi, oppa. Ecco.